che
penso che musica e linguaggio abbiano un significato comune, abbiano troppe cose in comune per dire che è meglio il linguaggio della musica o viceversa, perché ci sono sempre stati in tutte le culture umane e in ciascuna esperienza nostra, e se alcune cose si perpetuano nella nostra vita e si perpetuano nel tempo, un motivo, usiamo la parola brutta darwiniano, c'è, deve esistere. Alcune cose sono scomparse, non andiamo più via con la clava, ma con la musica noi ci stiamo e continueremo ad esserci nel tempo. E perché? Perché ci siamo accorti, dottor De Stefani perdonami, perché su questo so che sei più bravo, che noi non siamo esseri polifonici, non siamo da soli un'orchestra, e se ci crediamo corriamo il rischio che o abbiamo preso una posizione molto autistica o abbiamo preso una posizione troppo divina, e prima o dopo qualcuno manderà qualcun altro citando Platone con un filo per riportarci alla giusta dimensione, che è quella che stiamo vivendo, uomini all'interno di una società. E quindi noi che facciamo? Se non siamo da soli polifonici, ci tocca essere melodici e dovremo costruire un gruppo come gli strumenti di un'orchestra che generano una melodia se c'è un ritmo che qualcuno in qualche modo riesce a dare. Quindi qua dentro ci sono 300 persone, ciascuna di queste persone è uno strumento, ma può diventare anche, in funzione della condivisione del suo timbro, anche un direttore, purché eticamente condivide in maniera sociale questa azione. Non sono cose che noi possiamo distinguere società dagli affetti, emozioni dalla vita comune. Non possiamo essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché per quanto poi noi ci proviamo, quando la sera ci guardiamo allo specchio, gli unici a cui non possiamo mentire siamo noi stessi. Provate a dirvi una bugia se ci riuscite. È come fingere di scordarsi di andare in bicicletta. Non la posso usare per 20 anni, ma non dimenticherò mai come si fa ad andare in bicicletta. Potrò dover recuperare. E quindi penso, e questo tranquillizzerà il dottor De Stefani, che la musica abbia un significato importante, sia uno strumento valido fra tanti altri che può mettere insieme tante persone, tante singole identità all'interno di un contesto che si chiama coro. Questo l'abbiamo registrato, Sentite il ricatto morale, ma non prevaleva. E cos'è la musica, dottor De Stefani? Ricordatelo. La musica si svolge nel tempo, crea un tempo, ha un prima, ha un dopo, ha un ritmo e ha una sua armonia interna. Bisogna che gli strumenti accettino di accordarsi come fanno le orchestre quando prima di cominciare si danno il là e fanno quella specie di prova che apparentemente sembra un po' cacofonica, ma è come dire prendo le misure e le distanze fra chi è intorno a me e con me. Quindi come direttore di dipartimento mi taccio perché questa non è la mia giornata, però vi dico signori, grazie per essere presenti e accordiamoci al ritmo di questa giornata. Buona giornata, grazie. Bene, io direi che potremmo tenerci tutte queste buonissime parole del dottor Bonfante e senza aggiungere null'altro potrebbero essere il nostro programma per il triennio a venire, e mi pare che ci siano spunti e anche stimoli e anche un piacere collaborativo per il futuro. Terminerei i saluti con il dottor Miola, che è responsabile della linea riabilitativa, e mentre il dottor Miola si accomoda è con piacere che condivido con voi un saluto del dottor Schön, che oggi non è qui con noi ma che ha sempre seguito in maniera attiva le nostre giornate qui e forse anticipa. Ovviamente un ringraziamento al dottor De Stefani per l'impegno che sta dando a questa dimensione di salute mentale. Ovviamente un benvenuto a tutti a questo incontro, anch'io sono molto contento di vedere numerose e ben
gremita questa sala. Un saluto particolare ovviamente anche alle nostre istituzioni, il direttore generale ce l'avevamo alle 3, ma abbiamo sentito l'impegno che profonde anche l'avvocato Carraro, il nostro direttore dei servizi sociali, e in particolare un ben arrivato al nostro nuovo direttore del Dipartimento, che ha dato veramente una profondità anche alla giornata e ha dato una dimensione assolutamente importante. Anch'io, proprio alla strega di quello che diceva il nostro direttore, volevo sottolineare soltanto l'impegno forte del Dipartimento, ma l'impegno di tutti noi che siamo qua verso un benessere, verso un miglioramento della qualità di vita dei nostri utenti. E volevo sottolineare come nelle dimensioni di salute, ovviamente la salute mentale non può essere secondaria, non può avere un ruolo periferico, ma deve avere un ruolo assolutamente centrale. In queste dimensioni di salute, indubbiamente, ricordiamo anche come ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che le dimensioni di salute abbiamo una dimensione corporea che tutti noi possiamo sentire e cogliere anche in maniera naturale, molto spontaneamente. Abbiamo una dimensione psichica e psicologica, una dimensione relazionale, e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea anche una dimensione spirituale. Ecco, quando queste dimensioni di salute riescono a coordinarsi e riescono, tra virgolette, insieme a far sentire la loro voce, allora quello è il momento in cui la qualità della vita nostra e dei nostri utenti può migliorare. Penso anch'io che la musica, il ritmo, a partire dal battito cardiaco, a partire da un respiro, dal ritmo del respiro nostro, da questo ritmo effettivamente si possono, intorno a questo ritmo umano, si possono raccogliere queste dimensioni di salute. E penso che dal ritmo alla musica la strada sia veramente breve, quindi assolutamente sia nella dimensione psichica, come ripeteva il nostro direttore del Dipartimento, sia nella dimensione specialmente relazionale sia molto importante questo coordinamento. E sappiamo bene il dottor Degli Stefani come sta approfondendo il suo lavoro proprio con i gruppi di lavoro, proprio nella dimensione anche specifica dell'abilitare di nuovo, del riuscire a ritornare a quei pazienti, quelle abilità che ci sono assopite durante un percorso di sofferenza. Come sia importante attraverso questa dimensione relazionale dello stare con, quindi come siano importanti anche le nostre strutture sia residenziali, ma anche tutto quanto il lavoro con la semi-residenzialità, in cui effettivamente con la quale assolutamente la musica ha un percorso comune. Quindi un ringraziamento particolare al dottor Degli Stefani, un ringraziamento particolare alla nostra direzione, un benvenuto davvero al nostro direttore del Dipartimento e un benvenuto a tutti voi e buon lavoro. Grazie ancora. Bene, un ringraziamento allora anche al dottor Miola per i suoi saluti, come a tutti gli intervenuti precedentemente. E adesso vorremmo procedere con una presentazione del progetto Diversamente. Questo evento di oggi infatti si inserisce nel progetto Diversamente, che è un progetto di prevenzione primaria che da ormai giunto alla sua 16ª edizione, quindi da 16 anni l'ULSS e il Dipartimento di Salute Mentale investono in questa importante iniziativa. E la giornata di oggi si colloca proprio all'apertura, quindi all'inaugurazione in maniera ufficiale di questo progetto. Quindi vorremmo presentarvi scusate il gioco di parole, comunque una presentazione delle attività che si sono svolte lo scorso anno e di quelle che sono in programmazione per questa edizione di Diversamente. Il dottor Degli Stefani illustrerà. Sì, già a partire dalla giornata di oggi abbiamo pensato a una partecipazione multidisciplinare, ma non solo, anche aperta alla cittadinanza e al mondo delle scuole,
ed è con particolare affetto che dedicherei un saluto anche ai 50 studenti presenti in sala, e cui auguriamo un buon ascolto e che possano trovare qualcosa di interessante anche da questa giornata. Questa giornata viene sull'onda della giornata dell'anno scorso sulla tradizione, e il focus potremmo definirlo nel tentativo di cercare di capire un po' di più come mai da 20 anni utilizziamo la musica nei nostri servizi, anche se più seguendo una linea intuitiva che non una reale conoscenza di quello che facciamo. E quindi avevamo pensato a una giornata che rispondesse sia al clima diversamente, ma anche a un clima un po' più in direzione scientifica, di cercare assieme di trovare qualche elemento comune in questa dimensione, per cui la dottoressa Boldetti ha cominciato 20 anni fa col primo coro e oggi ne abbiamo 6 qui presenti in sala della nostra ASL 6, più un coro ospite di San Donà, che approfitto per salutare con piacere. Quindi l'idea è cercare assieme di capire un po' cosa troviamo di utile ed interessante, cercando di andare un po' oltre a quella che è una dimensione intuitiva ed empatica. La musica ci permette di condividere e sentire anche senza capire. Nel momento in cui la utilizziamo come cura è necessario almeno provare a fare un passo in più e cercare anche di capire quello che stiamo facendo. L'idea sarebbe di un primo appuntamento per rilanciare poi al prossimo anno e provare oggi qui a proporre un gruppo di lavoro su questi temi. Per fare questo abbiamo chiesto ai gruppi di raccontarci un po' la loro storia e raccontarci un po' gli elementi significativi di quello che è successo in questi anni, e li abbiamo invitati qui oggi. Cercheremo per quanto possibile una esperienza interattiva, quindi in alcuni momenti cercheremo anche di coinvolgere il pubblico. Ogni volta è un po' una scommessa in questo, ma noi puntiamo sulla nostra Manuela Turbo, che ormai ha fatto cantare centinaia di persone, e vedremo se anche oggi riusciremo in questo intento. Questo per quanto riguarda la giornata di oggi. Per il progetto Diversamente siamo alle edizioni del 2019, anche quest'anno come lo scorso anno il progetto Diversamente vorrebbe articolarsi durante l'intero anno e su tutto il territorio della ASL 6. Quindi un nuovo format di lavoro e anche un nuovo gruppo di lavoro che ci sembra che nel 2018 sia riuscito a produrre alcuni momenti interessanti e anche a coagulare un gruppo di lavoro che sta cercando una sua dimensione, un suo ritmo e una sua velocità. Per quanto riguarda l'anno scorso, abbiamo avuto il contributo della Fondazione Cariparo, della Conferenza dei Sindaci. Abbiamo recuperato un nuovo logo e abbiamo avuto la partecipazione e la collaborazione da parte del Comune di Padova, soprattutto il progetto Città Sana e tutti i comuni dell'ASL 6 e poi le associazioni utenti familiari del volontariato e le cooperative sociali. Abbiamo un nuovo simbolo che è un disegno di un utente che racconta un po' il riccio diverso. Alcune delle attività dello scorso anno: abbiamo avuto la giornata in Piazza dei Signori, poi una giornata più di stile artistico a San Gaetano e poi eventi che si sono articolati durante tutto l'anno. Organizzato dalla Unità Operativa Complessa Psichiatria 1, 2 e 3, infatti questa era la nuova dimensione dell'anno scorso, che il progetto Diversamente ha riguardato l'intera ULSS. Avanti. Ecco, questi sono i servizi che hanno collaborato. C'è stata una collaborazione attiva con le scuole, con l'Istituto Valle, con la Scuola Ferrari e con il Liceo Testino di Este,
e le scuole hanno partecipato con una cinquantina di opere artistiche che sono state esposte all'Agorà. È stato fatto uno spettacolo teatrale dal titolo Tipi stigmatici con rappresentazione a San Gaetano, e all'Istituto Valle c'è stata un'esperienza interessante dove abbiamo proposto un film di Truffaut accompagnato dal commento di un regista, e i ragazzi poi hanno prodotto un video intervista, si sono intervistati tra di loro sul tema suscitato dal film, e devo dire che sono emersi aspetti interessanti e su cui stiamo ancora cercando di trovare, di raccogliere degli spunti. Abbiamo prodotto come materiale una canzone, Diversity, che è stata interpretata da un giovane utente Cittadella, il disegno in riccio che avete visto prima, un video di una canzone che ha interpretato un po' la dimensione della storia dell'Albero del Sale, c'è stato poi un video per quanto riguarda le attività di Diversamente, questo video che citavo dell'Istituto Valle, poi abbiamo avuto 2 elaborati triennali, una tesi triennale in psicologia e una tesi magistrale che presenteremo poi dopo nello spazio dedicato agli interventi. Prego. Questo è l'evento dell'anno scorso che è collegato alla giornata di oggi, scusate, sì. Prego. Quest'anno abbiamo 2 giornate programmate, domenica 12 maggio in Piazza dei Ripietani al pomeriggio, e poi avremo una giornata al San Gaetano come l'anno scorso. Il motto di quest'anno sarà la regola e l'eccezione. Poi a ottobre avremo un momento congressuale qui, il 24 e 25 ottobre, mentre il 10 ottobre, nella giornata per la salute mentale, come l'anno scorso, una raccolta di momenti artistici di vario tipo presso la sede dell'auditorium del San Gaetano. Quindi questi gli appuntamenti di quest'anno, alcuni li abbiamo già citati, e ci permettiamo di segnalare che da quest'anno il laboratorio musicale entra nel progetto Diversamente con l'idea di un'apertura alla cittadinanza. Il laboratorio con l'Incanto è già aperto alla cittadinanza da 2 anni tramite una collaborazione con la Banca del Tempo. Vorremmo però implementare questa collaborazione verso l'idea di un ambizioso progetto di una orchestra cittadina per la salute. Quindi approfittiamo anche per invitare chi volesse venire a suonare con noi al martedì al Complesso ai Colli dalle 3 alle 5. Siete tutti benvenuti. Alcune immagini dello scorso anno.
l'immagine di un Natale diverso che ha concluso il progetto dell'anno scorso, e l'immagine, che è un disegno di un utente, è stata suggerita dall'idea che visti da lassù forse sembriamo un pochino più tutti uguali, e ci è sembrata un'ottima conclusione del progetto dell'anno scorso. Mi sembra che le immagini segnalino un percorso. Innanzitutto un caloroso abbraccio e un buongiorno a tutti voi di essere venuti in questa occasione, grazie alla vostra presenza anche in una giornata non meteorologicamente tanto favorevole, va bene. Prima di iniziare vi porgiamo un saluto a tutti gli coristi e a tutti gli operatori impegnati nel quotidiano lavoro di assistenza. Torniamo a ringraziare voi che siete qui e vi inviteremo a partecipare e a cantare insieme a noi. Inizieremo con la canzone che più ci rappresenta di tutte e che dà anche il titolo e il nome al nostro gruppo. Si chiama Armonicamente. Questo brano è stato adattato musicalmente da una canzone del gruppo Ricchi e Poveri che si chiama Mamma Maria. Il testo è stato modificato e ideato da tutti i componenti del coro, e in questo vengono messi in rilievo momenti positivi che si trascorrono insieme quando ci si incontra e si socializza. È un insegnamento molto buono, valido e di sprone, di guardare sempre avanti con ottimismo, anche se, come dicono le parole di questo brano musicale, non sempre tutto va bene. Noi vi ringraziamo, vi invitiamo a partecipare e buon ascolto a tutti voi.
Vi ringraziando, siete molto calorosi, speriamo di infiammarvi ancora di più, dai. Grazie comunque, grazie. Allora, vi chiederete il motivo per cui noi frequentiamo questo coro. Il motivo è molto semplice, è il piacere di stare insieme in compagnia, di cantare tutti insieme, di socializzare e di ritrovarci, come ogni lunedì, che facciamo ogni lunedì la stessa cosa. Vi domanderete, vi chiederete come si scelgono le canzoni. Vengono discusse e proposte in gruppo e alla fine la decisione è sempre del maestro, che deve adattare e scartare alcune canzoni, perché nella preparazione dei canti bisogna capire il senso del testo e poi sulla base della metrica trovare la giusta tonalità per adattarla alle voci di questo coro. Il nostro tipo di repertorio è vario e spazia dal tradizionale alla musica leggera, anche dialettale, per cui siamo passati da vecchie canzoni popolari dei primi decenni del secolo a quelle più moderne, per arrivare addirittura a canti di inizio liturgico in lingua latina, dove ci siamo integrati anche con coristi di cori professionali. Ora vi facciamo ascoltare un brano dal titolo La mazurka della nonna, una delle nostre prime canzoni popolari, e vi auguriamo ancora buon ascolto, grazie. Quando senti una vestina da una danza americana che si bella una mazurka dell'aria paesana, stessi allora la quadriglia, lungo il tempo che passò, quando giocò la guariglia attaccata all'andò, quando non c'erano i stanghi e i foxtrot, alla mazurka che ballava la mia nonna, con i tre capelloni, con i mutatori sotto la sua donna, quando mio nonno le poggiava la sua mano, non usava la stretta ma la bicicletta fino al primo piano, i giovincelli diventati un poco più come erano belli, con i fuori
che viene dalla montagna e guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare, guarda ben che non si bagna, che lo voglio regalare, lo voglio regalare, perché non
Quello che ho intenzione di fare è un piccolo esperimento. Si comincia subito a sentire la differenza, il tono sperimentale di questa roba, perché abbiamo pensato di farlo in dialetto questo intervento qua. Confermo che il dottor Patron sa parlare anche italiano. Non si dito. E il motivo comunque per cui cercherò, non si dito che riesca neanche in dialetto a fare questo intervento, mi ho fatto venire in mente una frase di Raffaello Baldini, che è un poeta dialettale da Sant'Arcangelo de Romagna, che dice che la teologia si fa in italiano e preghiere si fa in dialetto. Se si parla di Dio si usa la lingua italiana, se si parla con Dio si usa il dialetto. Siccome con Mario degli Stefani ci avevamo messo d'accordo di non parlare del battimarzo, ma di cercare di fare un battimarzo, cercare almeno di fare capire cose del genere, ho pensato che la lingua che è meglio utilizzare sia a mia, quella di Pianiga. Pianiga è un paese che è tra Venezia e Padova. L'intervento sarà sperimentale non solo per la lingua che viene imparata, ma anche perché prevede appunto la partecipazione di tutto quanto il pubblico. Devo domandare se qualcuno poteva portare qualcosa per sbattere, dei tecce, dei coverci, qualcosa del genere. Se non vi porta niente, sconsiglio di utilizzare le bombe dell'antincendio perché sono pericolose, e di battere man, battere qualcosa, battere qualsiasi roba che avviene. È importante comunque che si cerca di partecipare a questa roba. Mi affido anche a Mario e a Manuela per i tempi di questo intervento, per accorciarli e renderli brevi, e per inserire dentro, all'interno, le parti musicali che si aveva pensato di fare, si aveva pensato di fare sentire. Sarà una cosa quindi molto breve e spero molto intensa. Già Manuela ha detto che si tratta sostanzialmente di un rito magico, un rito che fa riferimento a una cultura animistica che noi altri non abbiamo più, che abbiamo perso, e di cui potremo solo cercare di capire cosa che è. Non è facile capirlo, non è facile capirlo anche perché il battimarzo è l'insieme di tre tradizioni diverse che confluisce. Una è quella del Caudeano Veneto, 1 marzo era ai tempi della Repubblica Veneta fino al 1797 l'inizio dell'anno, il Caudeano, è il rito appunto per chiamare a bella stagione, per mandare via il freddo, e a Battarea sempre il 1 marzo, nei giorni 3 giorni prima e 3 giorni dopo del 1 marzo, era costumanza nel Veneto di andare a sbattere i bidoni e tecce, fare casini sotto le finestre dei tose, dei bei tosate, per invitarle al matrimonio. In realtà queste tre tradizioni qua tutte e tre smissiamo insieme, perché l'inizio della primavera è la stagione in cui tutti e tre questi elementi qua si incrociano insieme, e fin dall'inizio era attaccati insieme, perché il calendario di marzo, il periodo del calendario romano che segnava l'inizio dell'anno, era chiamato anche matronalia, e quindi a festa delle femmine, in cui si faceva dei riti appunto che richiamava a fertilità. Queste robe siamo insieme che ne abbiamo testimonianza fin ai giorni nostri. La pratica più comune del battere marzo era attaccare dei bidoni di latta, ligarli insieme con un tocco di spago e strassinare sta roba con tutti questi bidoni attaccati insieme drio i campi. Tutti quanti penso che avrei visto sto attrezzo spago con dei latte attaccati da drio
ai matrimoni. Che un cuore accostumanza di fare questa specie di scherzo. Ecco, non è un semplice scherzo, è esattamente il rimasuglio di un rito di fertilità. La fertilità che si andava a domandare per i campi, strascinando i bidoni e facendo sto rumore, sto casino che era da un lato un scongiuro che serviva per mandare via le forze negative e da un lato anche un rito propiziatorio di fertilità. Farlo quando che si sposa, quando che si sposi, taccare da due macchine in questa serie di bidoni che fa rumore, non è solo un scherzo, è anche il richiamare un rito di fertilità che ha radici ai matronalia dell'antica Roma e che si è trasferito fino adesso. Tutto questo torno a sta piccola festa, sta piccola roba che c'era il Battimarso. Ecco quindi che cercare di rifarlo, di farlo adesso, rischia di essere un fia difficile, cioè ogni volta che si cerca di fare un rito magico si rischia di essere ridicoli. Mi domando di entrare, prima di scommissiare, nella mentalità con cui veniva fatte queste robe dai contadini veneti della volta. A fine dell'inverno e l'inizio della primavera non è solo una roba piacevole. Per chi che viveva del lavoro dei campi era a vita stessa. A vita della gente dipendeva dal fatto che finiva l'inverno e scominciava a primavera. Mi sono segnato due elementi che vorrei contare. La prima è l'erba. Battere marzo veniva chiamato in diversi modi, battimarso, battere marzo, brusamarso e anche a far crescere l'erba. Una volta le bestie, le vacche, era il centro della vita. Dalle bestie dipendeva il lavoro dei campi e dipendeva anche il latte, una componente essenziale dell'alimentazione. La fienagione, e cioè andare a torre su il fen 4 volte l'anno durante l'estate, faceva sì che si accumulava il fen per l'inverno che veniva messo nei tesi. A quantità di fen era giusta quella che serviva per arrivare fino alla primavera. Ecco quindi che a primavera non poteva tardare. Uno dei scongiuri che veniva fatti durante il battere marzo, di cui ho preso nota, diceva: forza marzo, aprile le qua, cressa l'erba sostiprà, bestie non ste morir, l'erba sedrio venir, l'erba le qua che avvien, marzo cerca di far ben. Sentite come questo rito propiziatorio, oltre ad essere ancora anche questo legato a una cultura animista, perché si parla con le bestie non ste morir, si parla, quindi le bestie capisce che ha un rapporto con gli uomini che si da pari a pari, di anche segnalare come il marzo che arriva porta a vita, porta a salvezza. Stato l'elemento se a puenta, il panoce. Ora, il ciclo biologico del formenton, del mais, è abbastanza preciso. In particolare per le varietà che veniva usate per l'alimentazione umana, maranè o biancoperla soprattutto, il ciclo biologico è piuttosto lungo, è 145 giorni da quando che viene semenato a quando che viene raccolto. Che è anche un limite proprio culturale che la temperatura del terreno per la germinazione del seme del mais deve essere di almeno 15 gradi. Temperatura del terreno, temperatura che si ottiene appunto con la terra che si scalda col sole. La raccolta deve essere fatta prima dell'autunno perché a quei tempi, non essendo che gli essiccatoi, bisognava che fosse un periodo abbastanza lungo di tempo perché il formenton si seccasse, si sugasse e potesse quindi passare l'inverno e consentire di fare puenta per tutto l'inverno.
Ora, se a temperature della Terra non arrivava a 15 gradi entro il 25 di aprile, giorno di San Marco, che il santo più importante per i veneti era anche il santo che segnava a data entro cui doveva essere seminato il formenton, se a terra non si scaldava su questo periodo del tempo, non faceva in tempo a germinare il formenton, non si avrebbe avuto il tempo per seccare adeguatamente a poenta per l'inverno. Quindi battere marzo non era un trastullo. Trastullo sia parola che sarebbe giusto usare adesso, perché si manda dei putei a fare rumore, fare casini, a sfogare i propri istinti, sfogare il morbin, perché per altri veneti quel tipo di vitalità si chiama morbin e ha un nome preciso e ha anche una sua storia. Ecco, non era questo, era una necessità vitale, un rito magico propiziatorio da cui dipendeva la vita di queste persone. Che dopo sta roba si mischiasse insieme con un altro rito che era quello del trovare il moroso aetose, si sposa bene insieme, se pensiamo che appunto questo rito è un rito di fertilità. Bisognava svegliare a terra perché diventasse fertile e bisognava, attraverso i canti, attraverso anche i scherzi che venivano fatti, eccetera, risvegliare anche a fertilità umana perché gli fosse il proseguimento della specie. Allora, quando pensai che sia ora di fare una prova mi fermai, se no intanto vado avanti con le testimonianze dell'importanza che ha il tempo meteorologico che ha avuto per i nostri antenati prossimi. Perché esiste una serie di proverbi che indica questa attenzione ai cambiamenti del tempo. Cambiamenti del tempo, prima non mi ricordo chi era il dirigente che parlava della musica come arte del tempo, che si sviluppa nel tempo cronologico. Ecco, forse esiste un rapporto anche tra la musica e il tempo meteorologico. Tutti quanti che avevamo letto sui giornaletti dei Tex della danza della pioggia che faceva Indiani d'America, ma senza andare da Indiani d'America, anche qua da noi altri si faceva i tridui e i novene, quando che tardava arrivare a piova si faceva i tridui per chiamarla, per fare un rito che era in parte
Roll Jordan Roll, spiritual tradizionale, armonizzazione Francesco Rossi. Come abbiamo fretta, facciamo i brani più svelti. Sì. Calda brezza delle fate, da sogno di una notte di mezza estate, ispirato all'omonima commedia di William Shakespeare, testo di Massimo Cadamuro, musica di Francesco Rossi.
nel momento in cui vengono coltivati all'interno delle istituzioni psichiatriche. E questa è una prima cosa che potete immaginare, data la mia età, che mi rinvia a quello che si riusciva a organizzare certe volte ancora nell'ospedale psichiatrico con questo intento, cioè l'intento di favorire un certo affiatamento tra operatori e pazienti. Però devo dire che su questo sono stati fatti dei passi da gigante in certo senso. Ecco, e oggi mi chiedevo appunto se fosse utile fare anche questa storia, pensando all'interesse di De Stefani per esempio, cioè se come ha fatto ogni coro partendo dalla propria storia come coro, si potesse anche immaginare qualcosa che ricostruisca storicamente l'evoluzione di qualcosa che una volta era semplicemente un intrattenimento e che adesso si configura come qualcosa di efficace anche dal punto di vista della terapia. E quindi ho già immaginato come sia opportuno predisporre un incontro in cui si potesse discutere anche sulla validità di queste cose dal punto di vista terapeutico. Credo che siano complementari questi due punti di vista e che non bisogna perdere né l'uno né l'altro, cioè è quello della spontaneità e quello poi anche della misura e della valutazione. La seconda persona che mi sento di richiamare in riferimento all'anno precedente è quella di Giuliano Scabbia, che devo dire ho scoperto venendo qui, praticamente, nel senso che lo conoscevo perché mi ricordava Marco Cavallo, mi ricordava l'esperienza triestina, diremo, con Basaglia, ma non l'avevo mai incontrato. E vi suggerirei, se vi capita, di leggere qualcosa che ha pubblicato poche settimane fa, un paio di mesi fa, Il lato oscuro di Nane Oka, se vi capita, pubblicato da Einaudi. È tutta una ricostruzione di quella che è la magia, diremo. Infatti anche il sogno della notte di mezza estate, no? Di Shakespeare, che è stato richiamato da Francesco Rossi e dal coro di San Donà, ha a che fare con questi elementi della magia e in cui esseri umani, animali, uccelli si trovano uniti in un qualche modo a scambiare i loro versi nel tentativo di definire cos'è il male. Ed è interessante questo dialogo che Giuliano Scabbia fa anche con se stesso in riferimento al fatto, perché ogni tanto dice ma l'autore si chiede se riesce o se non riesce scrivendo a comunicare anche agli altri il modo con cui ha cercato di definire che cos'è, che cosa possa essere il male. Io non lo so, sono arrivato a metà della lettura, ecco, ma credo che valga la pena tenere. E Falstaff, tenete presente, il grande personaggio di Shakespeare più noto è Amleto, e non c'è dubbio, che ci assomiglia poi anche di più, perché è scrupoloso e pensa di non aver fatto quello che avrebbe dovuto fare, cioè rendersi conto che forse il proprio padre è stato assassinato proprio in famiglia, capite? Però non trascurate Falstaff, perché Falstaff forse è ancora più vertiginosa come figura, cioè trasmette un senso di grande fugacità nella vita e quindi il bisogno che hanno le persone di aggrapparsi. È un altro risultato importante perché ci dice che non c'è stato un peggioramento, che i livelli sono rimasti piuttosto stabili. Per quanto riguarda le relazioni sociali, inoltre è emersa, sempre nel gruppo di musicoterapia, una maggiore frequenza nella messa in atto di comportamenti assertivi rispetto al gruppo del laboratorio musicale.
nello specifico comportamenti relativi al manifestare sentimenti negativi, come rifiutare delle richieste o chiedere di modificare un comportamento fastidioso. Va precisato che in questo caso la significatività si colloca a livello di gruppo, quindi sia nel pre-test che nel post-test i livelli sono più elevati nel gruppo di musicoterapia rispetto a quello del laboratorio musicale. Ovviamente lo studio è uno studio pilota e presenta evidenti limiti che è giusto segnalare. La bassa numerosità campionaria, infatti si parla di 7 pazienti per gruppo, il dropout che ha portato alla perdita del gruppo di controllo nella seconda fase di somministrazione degli strumenti, la variabilità individuale e l'impiego comunque di strumenti self-report che presenta per definizione delle limitazioni che sono legate al fattore di desiderabilità sociale, in riferimento alla quale non esistono per gli strumenti scale di controllo, e alla coscienza di malattia che può essere più o meno compromessa, e questo può inficiare la percezione, la capacità di comprendere gli item e di rispondere al test. Per quanto riguarda il futuro, ci si propone ovviamente di esaminare campioni più ampi ed omogenei, di considerare la storia personale e lo stress situazionale legato al fattore valutazione che comunque può incidere sui risultati. La possibilità di impiegare altre tipologie di testing, come ad esempio strumenti non self-report ma interviste, considerare appunto un gruppo di controllo anche nella fase di post-test e valutare parametri oggettivi come la frequenza dei gruppi, i ricoveri e l'accesso a strutture di emergenza. Questo ovviamente è uno studio che si poneva come obiettivo quello di tracciare un sentiero all'interno dell'ampio panorama della musicoterapia, in riferimento al quale si spera in futuro di poter muovere nuovi passi. Grazie a tutti. Allora ringraziamo la quasi dottoressa Alessandra Coser, per la quale anche diamo un grandissimo in bocca al lupo per la prossima settimana.